Nelle stesse ore in cui il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dichiara inappropriato il 20% di visite ed esami richiesti in Italia per una spesa di 10 miliardi di euro, il Veneto registra un incremento del 12,3% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di esami diagnostici prescritti da ospedalieri, medici di famiglia e specialisti ambulatoriali. Percentuale che per TAC e risonanza magnetica raggiunge il 30% ed è già tanto il 12,3%, oltre il triplo rispetto al più 4% registrato nel 2022 sul 2019, anno pre-Covid. Emerge dal monitoraggio condotto dalla Regione sulle 69 prestazioni traccianti, cioè le più richieste. A settembre erano 734.660 contro le 671.310 rilevate nello stesso mese del 2022. Una vera impennata che fa riflettere in un momento in cui non si registrano significativi cambiamenti epidemiologici e le prestazioni accumulate durante la pandemia da Covid-19 sono state smaltite, dice Massimo Annichiarico, direttore generale della sanità regionale. È difficile capire se si tratti di una domanda inappropriata e anche stabilirne un'eventuale quota, una media regionale, perché cambia da settore a settore, da disciplina a disciplina. Dobbiamo valutare se l'aumento della domanda di prestazioni sia dovuto a un effettivo bisogno o a un eccesso di prescrizioni che non ne tiene conto. È probabile un eccesso di ricette rispetto alla reale necessità, aggiunge sempre il direttore generale della sanità veneta, ma l'inappropriatezza va ricercata su più versanti. La priorità indicata dal medico prescrittore sulla ricetta in riferimento alle condizioni del paziente e alla patologia di cui soffre, controlli disposti con una frequenza eccessiva, accertamenti programmabili a 60 giorni, fissati invece a 30 o eseguibili in 30 giorni disposti entro 10, magari soppressione dell'assistito, aggiunge ancora Annichiarico. E poi è sempre più frequente un'inversione di percorso, invece di partire dal sospetto diagnostico per arrivare agli esami che lo confermino, accade il contrario: prima il paziente viene sottoposto all'accertamento strumentale e poi alla visita specialistica. Questo succede perché una parte dei camici bianchi attribuisce alla diagnostica un'affidabilità tale da prescrivere anche 2 o 3 esami senza aver ancora sviluppato un adeguato sospetto diagnostico. Spesso è il paziente a considerare salvifica un attacco rispetto all'ascolto del medico, sul quale fa pressione per ottenerla perché è convinto di arrivare prima alla diagnosi. La responsabilità dell'inappropriatezza prescrittiva è di tutti, conclude il direttore generale della sanità veneta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 10 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la sanità veneta, gli esami e le visite che sono cresciuti del 12%. Secondo il ministro della Salute sono inutili il 20% delle visite mediche, 2 su 10, quindi abbiamo letto poco fa le parole del direttore generale della sanità veneta Massimo Annichiarico. Lavoriamo per eliminare prestazioni, prenotazioni ripetute e pellegrinaggi dei malati, dice, ma sicuramente intanto c'è il dato di un aumento delle visite del 12%. In Veneto a Belluno si prescrive meno, a Rovigo sono invece 829 per 1000 abitanti, la media regionale è di 750, questi quindi i due estremi. Nel frattempo dovrebbe essere un po' migliorata, almeno stando ai dati pubblicati dal Corriere del Veneto, la situazione delle liste d'attesa. Le prestazioni in galleggiamento da maggio sono calate. Cosa vuol dire in galleggiamento? Sono quelle visite mediche o quegli esami, insomma quelle prestazioni per le quali i cittadini vengono messi in attesa perché il CUP non è in grado di prenotare la prestazione nei termini previsti dalla ricetta medica, e quindi tipicamente
al paziente viene detto la ricontatteremo. Allora sono state smaltite 502 di queste visite con priorità B, cioè da erogare entro 10 giorni, sono diminuite da 82.000 a 26.000 quelle con priorità D a 30 giorni, l'obiettivo è azzerarle entro febbraio 2024, sono leggermente diminuite da 74.000 a 55.000 le prestazioni in galleggiamento con priorità B, cioè ricette a 60 giorni, quindi sembrerebbe che una riduzione delle liste d'attesa sia effettivamente in corso. Ma voltiamo pagina e vediamo un altro fronte aperto sulla sanità veneta. Il welfare in Veneto, siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Taglio pensioni, allarme fuga medici, colpo di grazia alla sanità pubblica. Questo è il titolo dell'articolo di Elena Livieri. La giornalista ha sentito il sindacato CGIL e Cimo Fesmed. La questione è quella del rebus della decurtazione dell'assegno pensionistico, fino a 500 camici bianchi pronti all'addio, ad andare in pensione il prima possibile per evitare la scure dei tagli del governo alle pensioni. I sindacati parlano dell'ennesima spinta verso il privato e allora leggiamo le prime righe dell'articolo di Elena Livieri. Ha un bel dire il presidente del Veneto Luca Zaia che la carenza di medici in corsia si potrebbe colmare almeno in parte potendo far lavorare nel pubblico, come già accade nel privato, i pensionati, non fosse che il governo, del cui schieramento politico Zaia fa parte, annuncia misure che, qualora confermate, provocherebbero la fuga anticipata di camici bianchi in età pensionabile, e non certo per rientrare dalla finestra una volta usciti dalla porta dell'ospedale. Le norme che interessano i dipendenti pubblici, in particolare medici e operatori sanitari inseriti nella finanziaria che dovrà essere approvata entro fine anno, rischiano infatti di causare un esodo anticipato di professionisti dagli ospedali. In Veneto le stime dei sindacati oscillano da un minimo di 300 a un massimo di 500 figure. Un dato certo, tuttavia, non esiste ancora, tanto che la stessa regione ha convocato una commissione urgente per una verifica. Per i sanitari rimanere al lavoro significherebbe accettare di andare in pensione un domani con un assegno decurtato. È questo il motivo per cui è stato indetto lo sciopero del 17 novembre e quello specifico dei medici il 5 dicembre, confermato anche di fronte all'annunciata retromarcia del governo in assenza di impegni formali. Parla Ivan Bernini, segretario regionale della funzione pubblica, che rileva due ordini di problemi. L'operatore sanitario che volesse lasciare il lavoro per andare in pensione si troverebbe in difficoltà perché da qui a fine anno non è affatto detto che vi sia il tempo tecnico per farlo. A questo si aggiunge l'allungamento delle finestre di uscita per cui uno matura il diritto alla pensione oggi ma potrà andarci fra 6 mesi e un effetto sul trattamento di fine rapporto che nel pubblico viene erogato non prima di 2 anni dalla pensione. Non c'è alcuna traccia di modifica, spiega Bernini, su questo punto. Significa non solo far fuggire chi c'è, anticipando la pensione o passando al privato, ma scoraggiare nuovi ingressi, dice Bernini, e aggiunge: il governo sta facendo l'esatto contrario di quanto auspicato da Zaia per trattenere i dottori negli ospedali. Vediamo la dichiarazione di Leoni di Cimo Fesmed: bisogna investire sul personale, dice il sindacalista, sul personale sanitario, altrimenti ci ritroveremo con tante scatole vuote. Questo per quanto riguarda la sanità veneta, non solo la sanità pubblica nel nostro paese. Voltiamo pagina però ora e proseguiamo la rassegna stampa di oggi parlando ancora dei tagli del governo, il nodo dei conti pubblici, ancora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Vediamo il versante politico di questa vicenda: manovra e tagli ai bilanci, insorgono le regioni, Fedriga incalza Giorgetti. Fedriga presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Giorgetti ministro dell'economia, entrambi leghisti. Il governo chiede indietro 350 milioni di euro. Il Veneto ne dovrà dare 28, vertice ad alta tensione a Roma, così finiamo tutti in default. Insomma, vedremo come proseguirà e come si risolverà questo scontro politico istituzionale tra governo e regioni, ma tutto interno a un unico partito, la Lega di Matteo Salvini e di Luca Zaia che nel frattempo, a differenza Fedriga, non ha preso
una posizione così netta, nonostante in Consiglio regionale siano già stati presentati degli atti da parte della minoranza per chiedere che la regione faccia pressione in tutte le sedi istituzionali nei confronti del governo per una correzione sulla manovra finanziaria. Vediamo ad esempio Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, altro che autonomia, la destra e il governo taglia tutto, compresi i trasferimenti a comuni e regioni, tagli che inevitabilmente comporteranno un'ulteriore riduzione dei servizi erogati ai cittadini. Una regione come il Veneto, governata da quella stessa destra che qui predica autonomia e a Roma sa solo tagliare risorse al territorio, non può accettare un simile voltafaccia. Per questo ho presentato una risoluzione in Consiglio regionale affinché i rappresentanti del popolo veneto possano esprimersi contro le scelte del governo Meloni. Parla anche Elena Ostanel, consigliera regionale del gruppo Veneto che vogliamo. 1 miliardo e 179 milioni di euro lasciati nelle tasche dei veneti dal 2010 per la mancata introduzione dell'addizionale IRPEF, la madre di tutte le narrazioni, copyright Luca Zaia, un miraggio e un cratere. Il cratere è quello causato dal governo amico meloniano che ha tagliato i fondi destinati al Veneto, 28 milioni di euro che adesso senza addizionale fanno male. Un cratere che è così profondo proprio in virtù della rinuncia zaiana all'addizionale IRPEF che sarebbe comunque rivolta solo ai redditi più alti. Insomma, questo per quanto riguarda lo scontro politico sui temi del bilancio regionale e nazionale, come abbiamo sentito. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash, una ancora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, riguarda il braccio di ferro anche qui tra regione e governo, ma sono coinvolti anche i comuni in questo caso, sulla questione delle trivellazioni in Alto Adriatico. Trivelle, il ministero si affida agli atenei veneti, ma Tosi avverte basta con i no ideologici. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, già sindaco di Verona. C'è stato un incontro infatti tra il parlamentare veronese di Forza Italia e il ministro dell'ambiente. Saranno le commissioni a valutare, questa la linea emersa. Per lo studio ufficiale sono state interpellate le università di Padova e Venezia. Insomma, vedremo cosa decideranno queste commissioni e soprattutto quale sarà poi la decisione del governo rispetto alle trivellazioni in Alto Adriatico. Il rischio è quello della subsidenza, ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia invece dal Gazzettino. Ebrei, Hitler aveva ragione, la prof sospesa per 10 giorni. Succede in una scuola privata, siamo a Treviso, nella scuola H-Farm, docente di matematica di origini libanesi. Lei dice: ho commesso un errore, la scuola internazionale ha applicato la massima sanzione disciplinare possibile, appunto la sospensione per 10 giorni. Nei giorni scorsi la professoressa appunto aveva scritto che i bambini palestinesi non bastavano ai sionisti, ora hanno iniziato a bombardare donne e bambini libanesi. Ma naturalmente la frase, la dichiarazione che le viene contestata è quella relativa al dittatore nazista che avrebbe avuto ragione sugli ebrei. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.